Mister, siamo a metà campionato, domenica scorsa il Giro di Boa, un bilancio complessivo su questo torneo, due squadre in testa mi pare che stiano dominando il campionato. Sì, indubbiamente Galatina e San Giuseppese, ma soprattutto la marcia del Galatina è quasi un rullo compressore. In pratica ha perso solo una partita da noi, la terza di andata, quindi le prime partite. C'è da dire che effettivamente stanno dominando e forse c'è qualche squadra anche che sta deludendo. Ecco, a proposito delle delusioni non possiamo ovviamente non parlare del campionato del Matera. Parliamo ovviamente della fase che ti ha visto alla guida della squadra, dopo 11 risultati positivi è venuta la sconfitta, ma attualmente la squadra è in serie negativa, 5 risultati senza vittorie. Sì, non stiamo raggiungendo il punteggio pieno, appunto mi dicevi tu, da 5 partite. Non voglio stare lì a recriminare assolutamente perché sono i fatti quelli che fanno parlare. Noi, anche se non ci siamo riusciti in queste 5 domeniche, però siamo entrati in campo sempre con l'intento quantomeno di fare il risultato pieno, quindi in varie circostanze, soprattutto voglio dire diverse e sfortunate, anche se non mi voglio appillare, non siamo riusciti a portare al termine il risultato. C'è qualcosa che si può salvare in questa prima parte del campionato abbastanza deludente del Matera? Sì, credo indubbiamente il temperamento dei giocatori e la forza di volontà che hanno avuto, perché abbiamo attraversato dei bruttissimi momenti, non voglio dire neanche brutti, ma bruttissimi, perché sai, condurre la squadra e quantomeno farsi condurre nelle circostanze in cui siamo stati è molto difficile. Il futuro del Matera si chiama ovviamente un campionato di assestamento, un campionato di tregua in attesa del prossimo torneo per verificare anche i programmi della società. Tu come allenatore quali obiettivi ti poni a questo punto? Sì, purtroppo il campionato deve essere condotto e terminato nella maniera migliore. Con questo non voglio dire che stiamo qui magari a fare un campionato tranquillo, eccetera. Noi cerchiamo sempre di ricavare il massimo da quello che cerchiamo di dare in campo. Sì, il campionato indubbiamente sarà diverso, ecco, ci avrà un altro risvolto perché il giorno di ritorno sarà un pochino, quantomeno un po' più tranquillo a livello di stress mentale per raggiungere le prime. Indubbiamente farò qualche scelta anche su qualche giovane interessante, però senza rivoluzionare molto. Già per domenica prossima contro il Matino, la trasferta di Matino, sono possibili alcune novità e informazioni? Sì, qualcuna sicuramente, però ecco, già in settimana, già stesso da oggi voglio provare a rendermi conto di persona come vanno le cose. Quindi a Matino per far risultato ovviamente. Certo.